Siamo a Busto Arsizio, i lavori per il sottopasso di Sant'Anna procedono a ritmo spedito, venerdì si dovrebbe arrivare dall'altra parte, così Sindaco? Sì, questo è il programma, sembra che si intraveda la luce, cioè l'altro lato della costruzione entro venerdì, hanno detto. I lavori stanno proseguendo secondo i ritmi che erano stati prefissati sin dall'inizio. Ho voluto farlo vedere apposta perché chiaramente è una grandissima opera dal punto di vista ingegneristico, era giusto far capire cosa c'è dietro a un lavoro del genere. Due pezzi di città che si riuniscono. Sì, lo scopo era quello, è un'opera che 20 anni che aspettavano, volevamo collegare Sant'Anna, il rione di Sant'Anna alla città, perché oggi c'era solo via Palermo che collegava il quartiere e non era giusto, ma non solo, prenderà anche tutto il traffico che arriva da Fagnano e soprattutto sbucherà sul Sempione dove c'è l'ospedale Due Passi, sia quello vecchio che eventualmente quello nuovo, e poi tutti i centri commerciali, farmacie e tutto, quindi avranno a disposizione tante cose e si potrà fare in bicicletta anche, che è fondamentale. Resta da risolvere questa montagnetta di amianto coperto, che cosa ne sarà? No, quella sarà smaltita nei tempi che ci hanno dato, quindi chiaramente verrà fatto perché è compresa nell'opera. Grazie. Prego. Siamo con l'ingegner Gianni Lamperti, il cantiere del sottopasso di Sant'Anna. Ingegnere, la spinta che viene data fa avanzare tutto il manufatto, ce lo spiega? Come da programma siamo nella seconda settimana di spinta e quindi dovremmo ultimare la stessa entro venerdì o sabato, fatto salvo imprevisti. Si spinge nell'intera giornata dalle 7 alle 19 a fasi alterne ovviamente, comunque riusciamo a spingere 4 metri al giorno circa e quindi al momento mancano circa 20 metri per completare il tutto. Finora è andato tutto bene, a parte qualche imprevisto, ma l'abbiamo gestito molto bene. Un serpente che passava, che è sbucato da sotto e qualche manufatto di cemento, giusto che non prevedevate dei plinti? Esattamente, abbiamo trovato qualche plinto, un paio di plinti, così in maniera un po' sorprendente, però abbiamo gestito questa situazione che poteva essere di pericolo, insomma, soprattutto per le maestranze. E tutto è andato bene? Tutto è andato bene, tutto si è risolto, ma perché c'è molta accortezza, siamo molto vigili, sia noi, la direzione lavori, il coordinatore della sicurezza, tutto il personale, l'impresa, perché è un'operazione molto delicata comunque. Grazie.